Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria, il telegiornale insulso. Mi scuso con tutti se ultimamente sono stato poco presente, ma sono andato a Roma a operarmi le emorroidi perché erano grosse come le balotte del mio cane, ma ora mi sto decisamente riprendendo. Ma bando alle ciance e diamo subito la linea al TG per le anticipazioni delle notizie flash del giorno. Chi cambia canale gli viene male le balle. Rosolina si era tuffato dal motoscafo, ma gli amici bastardi non gli avevano detto che l'acqua era alta 12 centimetri. Caldonasso. Dopo 6 mesi di dieta, aveva scommesso con un suo amico che sarebbe saltato sul ghiaccio senza romperlo, ma ha perso clamorosamente la scommessa e si è giassato i maroni. Bardolino. Stava pescando tranquillamente, ma è salito su un sasso scivoloso ed è cascato come un macaco sbocciandosi le culate. Casier. Stava portando una tanica di benzina per la barchetta, ma ultimamente aveva mangiato troppi coesini. Ponte scavessato. Sacco Longo. Questo parente di Cancaro Man non voleva essere ripreso e ha mostrato il suo disappunto. Purtroppo però era gonfio di Cabernet e si è rabaltato. Fonsaso. Si divertiva a fare i disegnetti per terra con le impronte, ma ad un certo punto è scivolato e si è spaccato il cranio per terra. 12 punti di sutura e tanti porcassi. Belfiore. Giocava a ping pong con un amico quando ha fatto una mossa da campione. Peccato che aveva mangiato una porchetta intera e il tavolo è andato in bona. Merlengo. Mi da piccolo saltavo i fossi per lungo, diceva questo ragazzo, ma non era capace di saltarli neanche a pal corto. Denti spaccati. Casale di Scodosia. È uscito dalla stalla mentre era al telefono e il suo amico gli ha fatto prendere spavento, facendo cadere il telefono nella cisterna del piso delle vacche. Gran torto. Stava facendo ginnastica quando ha acciappato una gran biscionata con l'elastico. La culata è rimasta rossa per 4 giorni. Spinea. Questi amici burloni volevano fare partire un raso dal cuore della notte, ma erano furbi come l'uame e il ragazzo a terra si è procurato ustioni di 4° grado sul fondo schiena. L'altro amico invece sta ancora sganassando.